parifica nelle sue componenti del conto di bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale il rendiconto generale della Regione Veneto per l'esercizio 2025, di cui alla deliberazione della Giunta regionale numero 8 del 30 aprile 2026. Approva l'annessa relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Così il presidente della sezione regionale di controllo per il Veneto, Francesco Uccello, da Palazzo dei Camerlenghi a Venezia, dà notizia di come la Corte dei Conti abbia parificato il rendiconto generale 2025 della Regione, certificando la regolarità dei conti e la sostenibilità della gestione finanziaria. Tra gli aspetti più rilevanti la situazione della liquidità, con un avanzo di cassa di circa 1,6 miliardi di euro, ovvero con un incremento di 129 milioni rispetto al 2024. Un risultato importante, ovviamente con una serie di osservazioni e raccomandazioni di cui faremo tesoro. Sono assolutamente consapevole che un controllo contabile adeguato permette, come ho detto in conclusione del mio intervento, un'adeguata capacità di agire dal punto di vista politico e amministrativo, e questo per noi è fondamentale. Il giudizio, pur confermando la solidità dell'amministrazione regionale, ha richiamato tuttavia l'attenzione su alcune partite delicate. Tra queste i costi della superstrada pedemontana veneta, con importanti riflessioni sull'IRPEF. Il tema dell'IRPEF, come ho più volte ribadito negli ultimi giorni, prima di chiedere €1 in più ai cittadini stiamo facendo un'analisi della spesa area per area, guardando alla spesa che può essere rivista o quantomeno può essere investita in maniera migliore nei confronti dei cittadini. Quindi la cabinovia di Socrepes a Cortina, legata ai grandi investimenti olimpici. Sono due questioni che ovviamente teniamo in considerazione, che sono importanti motivi di studio e di analisi contabile. E infine, ma non ultima, la sanità, la cui spesa rappresenta la voce più consistente del bilancio regionale. È chiaro che serve anche lavorare sui modelli organizzativi, perché la spesa fa sicuramente la sua parte, poi è il modello organizzativo che permette a quella spesa di essere efficiente e portare a casa i risultati. Su questo stiamo lavorando, abbiamo già lavorato in realtà, essendo la prima regione in Italia a chiudere l'AIR con i medici di base per le case di comunità, e successivamente lo faremo anche per quanto riguarda gli specialisti ambulatoriali, e chiaramente la costituzione in tutte le case di comunità di realtà vive che permettano al nostro territorio di sgravare il pronto soccorso, gli ospedali, e soprattutto di poter garantire cure territoriali e un medico di medicina generale per ciascun cittadino del Veneto. Con il pronunciamento della magistratura contabile, ora il rendiconto verrà sottoposto al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva con apposita legge.